Ciao dalla Casa delle Farfalle di Bordano. Anche oggi siamo qui ai tropici, all'interno delle nostre serre, in una situazione sempre surreale e siamo ovviamente da soli, però le farfalle continuano a nascere e a farci compagnia. Come potete vedere ne ho in mano proprio una che è nata questa notte, è una splendida fallena cometa del Kenya e di fianco c'è anche il maschietto, perché quella che ho io in mano è una piccola femmina, piccola non perché debba ancora crescere, perché le farfalle quando hanno le ali non crescono più, sono adulte, ma perché è un esemplare abbastanza piccolo, nel senso che nelle farfalle c'è una variabilità, possono, come negli umani, no? Ci sono adulti alti 1,60 m, adulti alti 2 metri. Questa femmina è ancora attaccata al bozzolo perché? Perché in natura di solito non vola finché non si accoppia. Infatti sta aspettando il maschio che probabilmente arriverà questa notte che viene, perché ci mettono almeno 24 ore, anche 48, per essere pronte per l'accoppiamento, dopo essere sfarfallate. Solo recentemente si è scoperto a cosa servono veramente queste code. Sono una difesa contro i predatori notturni, perché vi ricordo che sono delle falene. Queste code, che presentano questo allargamento nella parte terminale, durante il volo di queste farfalle ingannano i pipistrelli che alla fine si convincono che sia questo il corpo dell'animale. E ci sono delle riprese che testimoniano proprio un attacco del pipistrello che invece di colpire il corpo dell'animale arriva a colpire proprio la parte finale di queste code, con il risultato che la coda si rompe, il pipistrello rimane a bocca asciutta, ma la farfalla sopravvive.